Rieccoci nuovamente alla Galleria L in occasione della mostra dal titolo Gioielli naturali e maschere, dove espongono gli artisti Vittorio Girardi e Arcangelo Gabriele Mazza. Oltre alle pregiate opere degli artisti sammarinesi, adornano la galleria le opere riprodotte in carta di MC Ricreazione, protese ad una valorizzazione del riciclo ecologico. Le fotografie di Arcangelo Gabriele Mazza ci narrano come per questo artista l'arte sia un modo per esprimere le proprie percezioni di realtà e di comunicarlo agli altri. In tal modo egli vuole stabilire un confronto, un dialogo con il prossimo. In conseguenza il suo soggetto ideale è la relazione che si stabilisce tra persone ed ambiente. Tale connubio ben emerge nelle opere esposte presso la galleria, dove le maschere veneziane trasano il dato reale per ammantarsi di dimensioni surreali ed espressionistiche e stabilire un contatto con l'osservatore nel quale la dimensione percettiva travalica il dato visivo della realtà e sfociare in un'altra dimensione nella quale riflessioni e sensazioni si ammantano di surrealità. Nelle sue opere emerge anche il dato pittorico, un'antica passione dell'artista che si può riscontrare nella trattazione del colore ed in particolar modo del pigmento che si insinua all'interno dei particolari delle maschere, degli addobbi e dei costumi, e che crea valori contrastanti tra il soggetto in primo piano e il magnifico sfondo degli scorci veneziani. Il soggetto, che si trasla dalla realtà, acquista una sorta di dinamismo prospettico che fa sì che lo spettatore non possa che rimanerne affascinato e cogliere in pieno anche l'analisi del più minuto particolare, facendo così in tal modo emergere le maschere e i costumi. Le fotografie di Vittorio Girardi ci mostrano come per l'artista la fantasia sia il cardine fondamentale del suo concetto di arte. Una fantasia appunto che si evolve dalla realtà per entrare nell'analisi anche del più piccolo e più minuto particolare, il quale perciò diventa soggetto ideale collocato al centro di una scena senza sfondo e proponendosi in tutta la sua forza. In tal modo la ricerca dell'artista è tutta quanta impostata nella manifestazione di una testimonianza umana esposta attraverso la traslazione del soggetto. Grazie ad una particolare elaborazione digitale, l'artista riesce a travalicare il dato figurativo del soggetto per portarlo in una dimensione simbolica che si astrae dalla realtà d'insieme e si catalizza nella ricerca e nell'esposizione di un particolare pregno che si addensa di valori simbolici che gravitano in uno spazio etereo non identificabile e di conseguenza privo di riferimenti reali.